si equivalgono e che vogliono prendere quota e avvicinarsi alla zona playoff, sperando che anche la sfida odierna possa regalare le emozioni e lo spettacolo di quelle dello scorso anno. Amiche ed amici del futsal, un saluto da Giacomo Mozza e benvenuti al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto. È la settima giornata del campionato di Serie A Fables, è Audace Calcio a 5 Verona Atletico Foligno. Le rossonere di Andrea Rossi sono sempre alla ricerca della prima vittoria stagionale dopo 3 pareggi e altrettante sconfitte, ma il pari ottenuto in rimonta contro la Lazio ha dato ulteriore fiducia e motivazione all'ambiente. Le bianco-blu di Luigi Battistone sono anch'esse a quota 3 punti in classifica, hanno vinto solo a Cagliari, ma ad eccezione della netta sconfitta contro il Bitonto hanno sempre lottato con orgoglio, hanno dato filo da torcere anche a formazioni quotate come Tiki Taka e Lazio. Andiamo subito alla lettura delle formazioni dei due roster a disposizione dei due tecnici, con l'Audace Calcio a 5 Verona di Andrea Rossi che è presente in distinta: 1 Verdù, 2 Pomposelli, 3 Puttoff, 9 Arakawa, 10 Decao, 11 Zandona, 12 Giulia Ferreira, 14 Ficetto, 18 Vittorelli, 21 Maretti, 22 De Angelis, 28 Biasiolo. Dall'altra parte l'Atletico Foligno di Luigi Battistone con il 2 Cecconi, 6 Narcisi, 7 Ferroni, 8 Magnini, 9 Sulpizzi, 10 Corboli, 16 Castagnoli, 21 Jessica Naiara, 22 Baldassarri, 77 Pezzolla, 92 Fortunati, 99 Proietti. La terna arbitrale quest'oggi presente al Pala Lupatottina di San Giovanni Lupatotto: il primo arbitro è Marco Lupo della sezione di Palermo, il secondo Daniele Filannino di Iesi, al crono Denis Precai, sezione AIA di Treviglio. È dunque tutto pronto. L'Audace oggi, nonostante appunto sia società ospitante, si presenterà in campo con il completo da trasferta, con la maglia bianca, dettagli rossi, pantaloncini rossi, mentre invece con il completo blu l'Atletico Foligno, alla seconda stagione in Serie A, l'Audace alla quarta dopo la promozione del 2022-2023. Allenatore all'epoca era Marco Bettelli, sostituito appunto poi nell'estate 2023 da Luigi Battistone, che invece incrociò o quasi l'Audace nel play-out per la salvezza del appunto 2023, sostituito proprio alla vigilia del play-out retrocessione da Gigi Mardente. È tutto pronto dunque, dicevamo, l'Audace nel primo tempo, se non vado errato, attaccherà da sinistra a destra dei vostri teleschermi, da destra a sinistra risponderà l'Atletico Foligno. Prima però un riconoscimento, una targa consegnata a Benedetta De Angelis da parte del presidente Alessandro Bettaghella assieme al dirigente Gabriele Pellegrini e al team manager Maddalena Oldrizzi, per riconoscere, per festeggiare le 100 presenze oggi toccate da Benedetta De Angelis in maglia rossonera, arrivata nel dicembre 2020, protagonista degli ultimi anni della società veronese, autentico pilastro del club rossonero. E dunque Benedetta De Angelis, che poi va ad accomodarsi in panchina, non partirà nello starting five scelto da Rossi in avvio, con Verdù, Puttoff, Giulia Ferreira, Decao e Pomposelli. Dall'altra parte invece risponde Battistone con tra i pali Proietti, poi ci sono l'ex Jessica Naiara dos Santos, Castagnoli, Pezzolla e ovviamente Elisa Narcisi, anche lei pilastro del team bianco-blu dell'Atletico Foligno, rivelazione dello scorso campionato con 8 reti e anche le prime convocazioni in nazionale assieme tra le altre anche dall'altra parte a Elena Decao. Tutto è pronto dunque, il primo pallone lo fa rotolare l'Audace Calcio a 5 Verona. È cominciata Audace Verona Atletico Foligno, buon divertimento ovviamente qui sul canale ufficiale. Attenzione subito Narcisi che ruba palla a Decao in zona pericolosa, poi va a calciare in precarie condizioni di equilibrio, calcia a lato con il sinistro, nessun problema per Verdù. Diciamo dunque buon divertimento sugli schermi, sulle frequenze del canale ufficiale YouTube della Divisione Calcio 5 e sul ovviamente Futsal TV. Gran giocata di Decao in banda, arriva sul fondo la numero 10 e mette un ottimo pallone in anticipo, anticipando anche l'uscita di Arianna Proietti. Non arrivano né Pomposelli né tantomeno Giulia Ferreira dos Santos, e dunque sfuma la prima vera occasione da gol dell'Audace Verona dopo 23 secondi. Comunque già da segnalare il tiro, per quanto poco pericoloso, da parte di Elisa Narcisi, e poi la bella iniziativa personale di Elena Decao che va a saltare la diretta avversaria, mette dentro, non arriva nessuno delle compagne
quindi già discreto avvio, discreto ritmo in avvio dopo questi 35 secondi, iniziali. Ovviamente 0-0 tra Audace Verona e Atletico Foligno. Un po' di confusione anche, a dire la verità, con De Cao che ruba nuovamente il pallone, cerca sulla destra, o meglio sulla sinistra del fronte offensivo rossonero di servire Giulia Ferreira dos Santos. C'è stato l'intervento con un braccio involontario ovviamente, ma da segnalare, da punire da parte di Beatrice Castagnoli, una dei tanti nuovi arrivi in estate dell'Atletico Foligno. Giulia Ferreira dos Santos che gioca il pallone, l'autrice della rete del 2-2 al Palla Torino di Roma settimana scorsa. C'era stata questa iniziativa, questo tiro cross da parte della brasiliana ex TNT Royal Team Lamezia. C'era stata probabilmente la sporcatura da parte di Elisa Narcisi, non segnalata né da Lupo né da Filannino, e dunque si riparte con un rinvio dal fondo già eseguito da Arianna Proietti con Jessica Nera dos Santos, che poi anche qui, senza incontrare deviazioni da parte di Elena De Cao, spedisce direttamente in fallo laterale in favore della formazione di Rossi. Entrambe le squadre a 3 punti, con l'Atletico Foligno che però ha già ottenuto una vittoria in casa del Cagliari alla seconda giornata 2-1 e ha anche già osservato il turno di riposo, quindi ha una partita in meno. Turno di riposo che invece l'Audace Verona osserverà nel prossimo weekend, quello del 30 novembre 1 dicembre. Turno di riposo resosi necessario per l'accorciamento, diciamo l'abbassamento del roster a 13 squadre per la rinuncia estiva del Pero. Torniamo in cronaca con Puttov, cerco di centrocampo per Elena De Cao che punta Naiara, cerca il tiro insidioso, ben bloccato comunque da Arianna Proietti, che ha fatto già ripartire le compagne. All'indietro nuovamente Pezzolla che va direttamente da Proietti, che tocca e concede dunque ovviamente a termini di regolamento la punizione a 2 in favore dell'Audace appena fuori dall'area di porta. Pallone sistemato e posizionato sul centro sinistra, leggermente spostati sulla sinistra del fronte offensivo rossonero. Sul punto di battuta ci sono Arianna Pomposelli e Elena De Cao. Decisivo su Pezzolla il pressing alto chiamato da Andrea Rossi alle proprie giocatrici, dunque il tocco obbligato da parte di Proietti, che però era già entrata in possesso di palla, aveva già fatto partire l'azione pochi secondi prima, non poteva toccare il pallone. Calcio di punizione da posizione davvero invitante, potrebbe essere la prima vera occasione, il primo vero brivido del match. Dopo 1 minuto e 32 secondi di gioco toccherà Pomposelli per De Cao, parte De Cao, c'è la deviazione decisiva da parte di Naiara. Ancora confusione per l'Atletico Foligno, che rischia ancora con questo pasticcio sfiorato da parte di Castagnoli e Proietti. Ancora Castagnoli che cerca di sfuggire alla arcigna, come al solito guardia di Luana Puttov. Naiara si alza in pressing Ferreira, che va però a commettere fallo, è il primo anche per l'Audace Verona dopo quello segnalato in precedenza per il fallo di mano di Castagnoli anche all'Atletico Foligno. 1-1 il conto delle irregolarità finora commesse in questi 2 minuti scarsi di gioco in avvio. 0-0 il punteggio che conta. Si è fatta male Jessica Nera dos Santos, ex della sfida, cioè un ex per parte. Jessica Nera dos Santos che è stata in rossonero tra il 2022 e il 2024, 2 stagioni però, soprattutto la prima funestate dal grave infortunio in avvio della stagione 22-23, rimediato qui contro il Pescara. E poi dall'altra parte Nanako Arakawa, 5 reti con l'Atletico Foligno lo scorso anno, una delle quali proprio contro l'Audace Verona nel match d'andata nel novembre 2023 sul parquet del Pala Lupatotina. Vinse l'Audace 3-2 in rimonta da 0-2, quella rete decisiva nel finale proprio di colei che oggi festeggia le 100 presenze in rossonero, Benedetta De Angelis. Attenzione al quasi pasticcio da parte di Proietti, che non trattiene il primo tiro di De Cao, ne stava per approfittare Ferreira. Poi dall'altra parte non ci arriva Pezzolla sul rilancio proprio del proprio portiere con le mani. Ancora Narcisi che cerca il break, guadagna un po' di metri. Ancora Narcisi sempre pericolosa nelle sue avanzate, nei suoi break offensivi. E poi nel rimpallo con Elena De Cao, l'ultimo tocco è proprio del capitano umbro, il capitano dell'Atletico Foligno. Dunque rimessa laterale in favore, meglio rinvio dal fondo per l'Audace Verona, con un lancio con le mani da parte di Marta Verdù, che termina direttamente dalla collega Arianna Proietti, che protegge la rimessa dal fondo e invece batte corto per Castagnoli. Narcisi lungolinea, cerca il servizio proprio per la numero 22 appena entrata
Jennifer Baldassarri, un altro dei tanti nuovi arrivi estivi dell'Atletico Foligno che appena il match ce lo concederà andremo magari ad elencare. Ancora il tentativo di Baldassarri, fermata con decisione da parte di Arianna Pomposelli, che poi sul ritorno da parte di Castagnoli va comunque a guadagnare la rimessa laterale da zona offensiva, fronte sinistro, lato sinistro del fronte offensivo rossonero. Se ne incaricherà probabilmente Elena De Cao, infatti lei è ad andare a raccogliere il pallone. Elena De Cao ancora alla ricerca, ancora ad inseguire il primo gol in stagione, dopo che nello scorso anno è stata una delle migliori marcatrici rossonere. Nel frattempo il tentativo di Puttoff si perde sul fondo. De Cao, dicevamo, con lo scorso anno andò a replicare la grande stagione della rivelazione, la 22-23, in cui realizzò 6 reti. Lo scorso anno toccò addirittura la doppia cifra, 9 reti in campionato, 1 in Coppa Italia. Quest'anno ancora la ricerca dopo 6 partite, la settima appunto del primo gol, anche se le prestazioni non sono fin qui mancate. Puttoff che va a colpire un clamoroso palo con il destro direttamente sul lancio con le mani da parte di Verdù. È andata a far scorrere il pallone, è andata a proiettarsi in zona offensiva sfuggendo ai radar difensivi dell'Atletico Foligno. È andata a calciare con il piede debole il destro, facendolo comunque molto bene in diagonale, immobile, inerme Proietti. Palo pieno però colpito dal capitano rossonero. Anche lei ancora alla ricerca del primo gol stagionale. Hanno segnato fin qui per l'Audace solo Pomposelli, De Angelis, Biasiolo e Giulia Ferreira. E dunque prima vera grande occasione della gara per l'Audace Verona, in generale della gara per entrambe le squadre. Dall'altra parte il mancino da lontano da parte di Baldassarri, centrale, nessun problema per Verdù, che in 2 tempi va prima a ammorbidire il pallone, la sua potenza, e poi a brancare il pallone. Dunque riparte ancora Narcisi, sempre strepitosa nel partire da ferma, nel lasciare sul posto l'avversaria, anche quando si tratta di Elena De Cao, sicuramente difensivamente non una delle peggiori in questo sport. Bella giocata ancora tra Pomposelli e Giulia Ferreira che calcia, dando solamente l'illusione del gol al pubblico del Pala Lupatotina. Anche oggi, mi tocca sottolineare con piacere, molto numeroso sugli spalti dell'impianto di San Giovanni Lupatoto. Tiro però di poco a lato. Bellissima giocata sul triangolo lungo tra Giulia Ferreira e Arianna Pomposelli. Bella la palla di ritorno della 2 verso la 12, che è andata a calciare da posizione più che invitante con il piede preferito, con il mancino, andando però a calciare a lato alla sinistra di Proietti. De Cao che cerca di ricavare lo spazio giusto per andare al tiro, viene fermata da Castagnoli, palla direttamente da Verdù, poi con la testa in qualche modo, con il volto più che altro Puttoff, che riesce comunque ad indirizzare verso De Cao. Ancora in zona offensiva l'Audace, in possesso palla la squadra dei rossi, che si sta facendo preferire in questo avvio, ha gradito meglio la gara. Ancora Giulia Ferreira che controlla bene, gioca anche bene da un punto di vista tecnico e tattico l'Audace Verona, con il tiro poi da fuori di Pomposelli, che questa volta invece termina ben lontano dai pali della porta difesa da Proietti. In difficoltà l'Atletico Foligno in questo avvio di gara, in questo primo quarto scarso di primo tempo, quinto minuto che si sta per esaurire, in zona difensiva molto vicino alla propria porta, in zona molto pericolosa. Baldassarri sulla pressione di De Cao, quasi vincente, va a sporcare il tentativo di rinvio della 22, la 10 rossonera, che ora torna in panchina, dà il posto a Benedetta De Angelis. Il lancio lungo di Ferroni in entrata, ben controllato da Castagnoli. Ancora Baldassarri con la suola ad evitare il recupero difensivo da parte di Benedetta De Angelis. Ancora Ferroni, Narcisi allarga sulla sinistra per Baldassarri. Ancora Baldassarri, buona giocata venendo dentro il campo, anzi attraversandolo da sinistra a destra, allungandosi però poi troppo il pallone, e termina sul fondo, anzi è in fallo laterale, già battuto da Benedetta De Angelis. Puttoff, Giulia Ferreira cerca di andarsene, se la fa molto bene. Ancora Giulia Ferreira che cerca poi il pallone sul secondo palo, fermato da Castagnoli, e poi il break per tramutare l'azione da difensiva a offensiva da parte di Elisa Narcisi, che però con il proprio pallone verso sinistra non trova, non pesca Jennifer Baldassarri. Sfuma dunque l'azione per l'Atletico Foligno. Zandona è entrata in campo al posto di Giulia Ferreira.
va subito a subire fallo, anzi è stata Luana Puttov proprio ricevendo da Eleonora Zandonà. Puttov dunque che va a subire fallo da un avversario, dunque il secondo fallo commesso dall'Atletico Foligno in questa gara. Zandonà centralmente per Pomposelli che riesce a girarsi, allarga sulla destra per Puttov, ancora verso Pomposelli che calcia, gran parata con il piede da parte di Arianna Proietti, ancora vicina alla rete l'audace calcio a 5 Verona con un altro bel duetto, un bello scambio nello stretto tra Pomposelli e Puttov, che aveva controllato e poi ha ceduto a Pomposelli. Brava Proietti a parare, brava in questo caso invece Puttov a fermare l'incedere di Maria Giulia Ferroni, che aveva rubato palla a Zandonà e si stava per involare. Poteva crearsi un pericoloso 2 contro 1 per l'audace Verona. Nel frattempo il fallo, diciamo a palla lontana da parte di Zandonà su Elisa Narcisi, che aveva scaricato e aveva poi guadagnato la metacampo, voleva guadagnare la metacampo offensiva per andare a ricevere il pallone appena ceduto alla compagna. Fallo, blocco irregolare, ostruzione da parte di Zandonà. Proprio Zandonà che riceve da Verdù, gioca per Puttov che non si intende però con Pomposelli, palla troppo lunga per la compagna, palla che si perde direttamente sul fondo opposto, raccolto e già giocato, anzi giocato ora da Arianna Proietti verso Ferroni. Si alza ancora la pressione dell'audace Verona, sempre molto positiva in questo avvio di gara. Narcisi in pressione su di lei, Benedetta De Angelis, ancora ruba palla, Pomposelli che trova ancora il palo. Si lamenta Narcisi all'indirizzo del secondo arbitro Filannino di Iesi. Era stata però vincente e regolare la pressione da parte di Benedetta De Angelis, che poi rubando palla, toccando palla alle spalle di Narcisi, aveva indirizzato verso Pomposelli, che davvero da 2 passi, da posizione ancora più invitante di quella di Puttov in precedenza e ancora di più di quella di Giulia Ferreira, ha calciato ancora sul palo e, se non vado errato, non vorrei dire una sciocchezza, ma dovrebbe aver toccato in modo decisivo la numero 99 Arianna Proietti. Lo scorso anno, tra l'altro, da segnalare come la prima esperienza in Serie A, nella massima serie, lei protagonista del gruppo promosso al termine della stagione 22-23, appunto aveva trovato anche 3 reti come portiere, niente male, soprattutto la prima in carriera in Serie A. È proprio Proietti che riceve direttamente da una compagna, va al lancio lungo con il piede, con il destro, senza però trovare all'appuntamento con il pallone la entrata Claudia Fortunati, controllata bene da Puttov, ancora Puttov che si lancia nella metacampo dell'Atletico Foligno per raccogliere nuovamente il lancio con le mani da parte di Verdù, come in precedenza nell'occasione del palo colpito proprio dalla trae brasiliana. Gestisce il pallone poi Magnini, altra nuova entrata, Melina Magnini, numero 8, che poi ha contatto con Giulia Ferreira, va a sbattere sui tabelloni pubblicitari che corrono lungo la linea laterale del campo. Riparte l'audace, ecco l'altra ex Nanako Arakawa che va a calciare con il destro, subito prima iniziativa della giapponese. Dicevamo, come detto in precedenza, 5 reti lo scorso anno con l'Atletico Foligno, 1 anche qui contro l'audace Verona nel match d'andata della Serie A 2023-2024, vinto poi 3-2 dalle rossonere. Scambio sugli sviluppi del fallo laterale tra De Angelis e Puttov, è proprio la 22 abruzzese ad andare a calciare, deviazione calcio d'angolo in favore dell'audace. 12-24 ancora da giocare, 0-0 al Palla Lupatotina tra Audace Verona e Atletico Foligno. Ancora De Angelis che calcia da posizione defilata, va comunque a costringere alla deviazione non banale Proietti, cerca di riorganizzarsi e di rifiatare un attimo l'Atletico Foligno, sembra concederlo in questo momento, almeno in questo frangente, l'Audace Verona, che ha leggermente allentato il pressing, almeno in questa occasione, anche se ora recupera palla nuovamente Giulia Ferrer, lo fa solo per un attimo, palla che rotola dalle parti di Narcisi, che cavalca la difesa rossonera verso Ferroni e controlla, poi va a contatto con Giulia Ferreira, non c'è fallo, non fischiano né Lupo né Filannino, si prosegue
Siamo entrati da 13 secondi nel nono minuto, 11:47, 0-0. Davvero diverse occasioni per l'Audace Verona, che meriterebbe decisamente il vantaggio, con i pali soprattutto clamorosi colpiti da Puttoff e Pomposelli. Nel frattempo c'è il grande, straordinario, decisivo recupero difensivo di Elisa Narcisi, che va a deviare e a fermare il tentativo di De Angelis, proprio presentatasi a tu per tu con Proietti. È proprio De Angelis a battere il corner. Ancora Puttoff che calcia da ferma con non troppo ritmo. Ha respinto il suo tentativo Pezzolla, l'ex tra le altre di Tonto e Tiki Taka. Puttoff che lascia da Arakawa, che va direttamente ancora da Puttoff, ancora verso Arakawa. Stavolta nessun problema in questo caso per Narcisi. Brava poi Verdù, tempestiva, brava, pronta ad uscire, a lasciare la propria area di porta e ad anticipare Baldassarri. Tra l'altro brava anche a far carambolare il pallone sulla 92 e dunque a guadagnare anche la rimessa laterale, tra l'altro in zona offensiva, lato destro del metacampo offensiva rossonera. Sono passati però i 4 secondi con Puttoff che aveva nel frattempo fatto cominciare il conto dei 4 secondi disponibili a Filannino. Nel momento in cui poi ha lasciato l'incombenza della battuta ad Arakawa erano trascorsi i 4 secondi utili e dunque inversione, cambio di rimessa. Pezzolla lungo verso Baldassarri che non può controllare, Puttoff poi fa scorrere verso Verdù, ancora l'ex Infinity che gioca verso Arakawa. De Angelis dall'altro lato per Ferreira, continua a cambiare lato l'Audace Verona, molto bene poi Ferreira, la palla di De Angelis, Ferreira che anticipa Proietti ma calcia forse troppo forte, troppo potente, alto sulla traversa. Altra occasione per l'Audace Verona che proprio non riesce a sbloccare una gara che fin qui sta dominando. Ancora pericolosa Giulia Ferreira, ancora però fuori misura il suo tentativo come in precedenza, sempre col mancino, in quel caso basso verso il primo palo, senza contare, lo ricordo, i 2 pali di Puttoff e Pomposelli. Narcisi e la grande parata di Proietti su Pomposelli, ancora il break, attenzione, un 2 contro 2, Puttoff a spazio, Puttoff verso Benedetta. De Angelis che festeggia nel migliore dei modi le 100 presenze in rossonero. Benedetta De Angelis, 1-0, Audace Verona, vantaggio meritatissimo. Il break di Luana Puttoff centrale che va ad attirare su di sé le attenzioni della difesa dell'Atletico Foligno, allarga poi sulla sinistra verso Benedetta De Angelis che in scivolata con il mancino va a battere Proietti, questa volta in modo decisivo, definitivo. Non può nulla la numero 99 Umbra in questo caso, dopo aver più volte salvato le compagne, la propria squadra. Questa volta trova il gol del vantaggio Benedetta De Angelis, terzo gol stagionale per la numero 22, miglior marcatrice rossonera ora al pari di Arianna Pomposelli, appunto con 3 reti dopo quelle realizzate la prima giornata contro la VIP sabato scorso al Palatorino di Roma contro Lazio. Il gol con la casacca da portiere di movimento che aveva dato il via alla rimonta della squadra di Rossi, poi perfezionata dal rete di Giulia Ferreira dos Santos. E qui il gol del vantaggio per l'Audace Verona. Al 10° minuto. Siamo entrati ora da qualche secondo nella seconda metà del primo tempo. Narcisi riceve il pallone da Pezzolla, poi va a cercare nuovamente la compagna. Ha capito tutto De Angelis. Dunque va a proteggere la rimessa laterale. Festeggia dunque nel migliore dei modi la giocatrice abruzzese le 100 presenze con la maglia rossonera, per cui è stata premiata proprio in avvio di gara. Arakawa, Puttoff cerca la fuga, ha capito tutto e ha fermato la sua giocata Castagnoli con Narcisi e poi Proietti, il lancio lungo proprio del portiere 99 con la grande giocata poi stop e tiro in torsione da parte di Castagnoli, che però non colpisce nel migliore dei modi. Da apprezzare comunque la sua intenzione, l'intenzione della giocatrice ex Perugia. Attenzione alla palla persa, Castagnoli verso Pezzolla, para Verdù, grande parata di Verdù che va a salvare
l'Audace Verona, contropiede con Arakawa, in anticipo però Proietti. Ora fase un po' convulsa della gara, ha perso palla in modo davvero ingenuo Maretti appena entrata sul parquet, sprecando dunque al primo possesso e regalando all'avversario un pallone in zona sanguinosa. Ha recuperato Castagnoli, poi molto brava a cedere sulla destra Pezzolla, che ha calciato con il piattone destro di prima intenzione in diagonale. Molto brava Verdù a chiudere lo specchio, a chiudere la luce e poi a respingere il tiro della giocatrice classe 92, numero 77. Altro nuovo arrivo estivo dell'Atletico Foligno, ex Bisceglie, Perugia, Bitonto e Tiki-Taka. E dunque prima vera occasione più grande sicuramente della gara per l'Atletico Foligno. Brava però Verdù, dopo lunghe fasi di inoperosità, a farsi trovare pronta la prima volta in cui è stata chiamata in causa. Pezzolla riceve da Narcisi, gestisce il pallone proprio Narcisi, che poi va a mettersi davanti. Ancora il tentativo da parte di Castagnoli, bloccato da Verdù, sempre molto attenta, molto brava. Verdù che aveva ceduto la titolarità nel match di sabato scorso contro la Lazio a Vittorelli, rimasta in campo solo per il primo tempo. All'intervallo il cambio scelto, deciso da Andrea Rossi, e Verdù titolare anche oggi, con Rossi che sta facendo ruotare in diverse occasioni Verdù e Vittorelli, dimostrando di non avere ancora proprio le idee chiarissime su chi sia, chi debba rivestire il ruolo da titolare, oppure vuole tenere entrambe sull'attenti senza concedere e garantire il ruolo da titolare a nessuna delle due. Ci prova con questo tentativo più che altro di alleggerimento Baldassarri, un mancino direttamente dalla propria metà campo che sorvola la traversa. Non può certo fare paura a Marta Verdù. De Angelis allarga sulla sinistra per Pomposelli, che torna a destra dalla neoentrata Caterina Biasiolo, in rete qui 2 settimane fa contro il Bitonto. Ancora Pomposelli, allarga per Maretti, che prova a puntare Narcisi, cerca di azionarsi Maretti, palla sul mancino, ha capito tutto Narcisi, che va anche a fermare e va anche a recuperare, cerca di trattenerla Maretti rischiando il giallo. Ancora Narcisi, che poi va a contatto con Biasiolo. Ci sarà un giallo all'indirizzo proprio di Biasiolo, va poi ad indicare il punto in cui era stato commesso il fallo filannino a Biasiolo, forse confondendosi con la compagna. Era stata prima Maretti a trattenere, a cercare di contenere l'incontenibile Narcisi. È stata poi Biasiolo a commettere il fallo, diciamo, decisivo, definitivo, e a rimediare il primo cartellino giallo della gara. Terzo fallo dell'Audace. C'è anche il primo time out chiamato dai due allenatori, nella fattispecie, se non erro, l'ha chiamato Luigi Battistone. E dunque a 7:24 primo break tecnico della gara, con l'Audace Verona in vantaggio 1-0 sull'Atletico Foligno, grazie alla rete realizzata al 10° minuto da Benedetta De Angelis. De Angelis a segno appunto per la terza volta in stagione, dopo le reti realizzate al debutto alla prima gara stagionale al Palazzetto Le Grazie di Verona contro la VIP, primo gol della stagione rossonera nel 2-2 appunto di fine settembre. Poi in rete settimana scorsa il stesso risultato, 2-2 contro la Lazio al Palatorrino, e ora appunto il gol del vantaggio qui su assist di Luana Puttoff a coronare un momento di dominio da parte dell'Audace Verona, che ha decisamente aggredito la sfida, aggredito l'avversario, e ha, dopo diversi tentativi, diverse occasioni collezionate e sprecate, ottenuto il meritato vantaggio. C'è ora però un interessante calcio di punizione in favore dell'Atletico Foligno al rientro dal time out. Sul punto di battuta Pezzolla e Narcisi, che vanno a confabulare per quanto riguarda le opzioni da adottare per il calcio di punizione, che poi però viene malamente sprecato, con Narcisi che va toccato per Baldassarri, che poi non pesca Pezzolla. Ha capito tutta la difesa rossonera. Nuovamente poi dall'out il tentativo, il tiro cross di Pezzolla, su cui non arriva Castagnoli, e dunque si esaurisce qui il tentativo offensivo dell'Atletico Foligno.
Verdù con le mani direttamente da De Angelis, un pallone troppo lungo, più che altro eseguito per non far scadere i secondi a propria disposizione, lancio troppo lungo per ogni compagna possibile. Pezzolla, palla lunga verso Castagnoli che difende il pallone dall'aggressione di De Angelis. Narcisi ha un po' di spazio, allarga con l'esterno sulla destra per Baldassarri che va a calciare, una deviazione fa impennare il pallone sopra la traversa della porta difesa da Verdù. Sarà calcio d'angolo in favore dell'Atletico Foligno, si batterà dal lato destro del fronte offensivo biancazzurro con proprio Narcisi ad incaricarsi della battuta. Capitan Narcisi ora in stagione 3 reti, miglior marcatrice anche quest'anno finora per la squadra di Battistone. Narcisi è dentro, ha capito tutto Pomposelli, prova a ripartire Biasiolo che va a contatto nuovamente con Narcisi, ancora De Cao, un po' di spazio, De Cao riparte, gran palla sulla sinistra per la corrente Biasiolo, leggermente troppo lunga, comunque da applausi il tentativo di Elena De Cao e la sua iniziativa. Proietti per Baldassarri. Pezzolla riesce in qualche modo a far pervenire nuovamente il pallone a Baldassarri che prova la fuga sulla banda laterale destra, ben controllata però da Biasiolo e Pomposelli che vanno a difendere la rimessa laterale proprio davanti alla propria panchina. De Cao ancora all'indietro da Puttoff in posizione di ultimo difendente. Biasiolo cerca il movimento delle compagne centralmente in verticale per Pomposelli, gran palla per Puttoff fermata da Baldassarri, molto brava nel recupero difensivo, poi anche a lanciare per Castagnoli, leggermente troppo lungo, esce Verdù che già con le mani fa correre sulla sinistra Pomposelli, su di lei si alza in pressione Pezzolla, guadagna la metà campo offensiva Pomposelli e poi va a smistare per De Cao. Biasiolo sull'out questa volta di destra, Puttoff ancora al ex Duomo Chieri con la maglia numero 28, centralmente per Pomposelli che si gira, Pomposelli sfugge alla guardia di Pezzolla che poi la trattiene vistosamente, la abbatte, rimedia il primo cartellino giallo anche per l'Atletico Foligno dopo quello combinato poco fa a Caterina Biasiolo, e dunque secondo giallo della gara dopo Biasiolo anche Pezzolla a terminare, a finire sul taccuino dei cattivi dei due arbitri Lupo e Filannino, e terzo fallo commesso dall'Atletico Foligno che va a pareggiare il conto appunto dei falli 3-3, quello che conta dice invece Audace Verona 1 Atletico Foligno 0. Puttoff sul punto di battuta, Puttoff va direttamente per la porta, la trova in sacca Luana Puttoff, primo gol stagionale appena dentro il 15° minuto, 2-0 Audace Verona. Il replay della giocata regalatoci dal nostro regista Filippo Piovesan, il tentativo di Luana Puttoff con il mancino direttamente verso il secondo palo, il traffico davanti a Arianna Proietti che non riesce dunque ad abbozzare nemmeno una parata, la deviazione se non vado errato di Jennifer Baldassarri che va poi a deviare il pallone nella propria porta, anche se la traiettoria del tiro del capitano rossonero della brasiliana con la maglia numero 3 era verosimilmente già diretta verso la porta, verso il fondo del sacco, e dunque si può senza alcun ombra di dubbio attribuire a Luana Puttoff la rete che vale il 2-0 meritato alla squadra di Andrea Rossi che sta fin qui dominando la prima frazione di gioco, e dunque la rete di Benedetta De Angelis su assist di Luana Puttoff, il raddoppio proprio della brasiliana al primo gol stagionale per lei che la scorsa stagione ne aveva realizzati di gol invece 11, seconda miglior marcatrice stagionale rossonera dopo Arianna Pomposelli che di reti ne aveva trovati invece 15, 12 in campionato, 3 in Coppa Italia. La terza miglior marcatrice invece Elena De Cao in possesso di palla che cede a Puttoff, il tentativo verso Zandonà per lo scatto, esce Proietti, va a colpire Castagnoli, a concedere la rimessa laterale all'Audace Calcio a 5 Verona, se ne incarica Zandonà che gioca verso De Cao che cerca di azionare il proprio destro sempre molto potente, non trova spazio, fermata da Pezzolla, torna all'indietro da Puttoff, cerca dribbling Zandonà, fermata in un primo tempo
da Sulpizzi, neoentrata Lucia Sulpizzi, altro nuovo arrivo, scorsa estate proveniente dal Real Grifus, 12 reti lo scorso anno in Serie B. Puttoff, De Cao, Pomposelli. Siamo entrati nell'ultimo quarto del primo tempo, 4 minuti e 42 secondi all'intervallo. Audace Verona 2, Atletico Foligno 0 per effetto delle reti realizzate da De Angelis e Puttoff. Zandonà cerca nuovamente De Cao. De Cao! La giocata delle due giovanissime, dei due gioielli di casa Audace. Zandonà per De Cao che brucia proietti, 3-0. Spettacolo Audace Verona. La giocata da parte di Zandonà venendo dentro il campo da posizione centrale, il pallone filtrante per lo scatto in profondità di De Cao, palla con i giri giusti, con i giri perfetti per De Cao che di prima intenzione con il piattone mancino raso terra va a superare Proietti per la terza volta. Audace Verona 3, Atletico Foligno 0, non c'è storia in questo primo tempo, al palla Lupatotina. Narcisi cerca Sulpizzi che con la testa fa scorrere, cercava nuovamente forse lo scatto del proprio capitano. Senza problemi Puttoff nell'amministrare, nel controllare il pallone. Ancora De Cao che salta in qualche modo, lo fa comunque molto bene Sulpizzi. Ancora De Cao, spazio, circa sulla destra Pomposelli, ha interrotto, ha fermato tutto Narcisi, sempre l'ultima a mollare. La partita comunque ancora lunghissima, ci restano 24 minuti e 7 secondi da raccontare in questo match del palla Lupatotina. Audace Verona che ha fin qui dominato, ma in questo sport non è mai detta l'ultima parola, anche quando una squadra sembra nettamente in controllo della sfida. Sulpizzi all'indietro per Proietti, lungo verso Castagnoli, Pomposelli che calcia, ha fermato tutto, ha interrotto la giocata, Pomposelli. C'è l'intervento di Proietti, non c'è fallo per nessuno dei due arbitri, guadagna poi spazio e metri Ferroni. Narcisi, grande giocata di Pomposelli con un tunnel straordinario sulla diretta avversaria, aveva poi anticipato, era arrivata sul pallone prima di Proietti, l'aveva anticipata, erano entrate in contatto poi le due, non se l'è sentita. Attenzione a Ferroni che calcia, non se l'è sentita la coppia arbitrale né Lupo né Filannino di concedere il calcio di rigore, la massima punizione, e poi dall'altra parte davanti proprio alla panchina rossonera Lupo che va a punire le proteste forse troppo veementi, reiterate da parte di Andrea Rossi, e dunque il mister dell'Audace Verona che termina anch'egli sul taccuino dei due arbitri, ammonito quindi il primo dirigente, primo componente delle due panchine in questa sfida dopo Biasiolo e Pezzolla. Attenzione a Pomposelli, attenzione al 3 contro 1, ha recuperato palla l'Audace, Pomposelli verso Puttoff, Puttoff anticipata questa volta da Proietti, resta in zona offensiva l'Audace con Zandonà, palla dentro ancora a toccare Proietti, a concedere comunque la rimessa laterale incontenibile l'Audace Verona che avrebbe anche creato i presupposti per un vantaggio più cospicuo e più sostanzioso, nonostante un 3-0 non sia sicuramente una cosa da buttare via, soprattutto per una squadra come l'Audace Verona che raramente si trova in queste condizioni di vantaggio e di punteggio. E poi ci prova anche Zandonà da buona posizione, davvero stordita, confusa la formazione umbra, che anche in questo caso ha concesso a De Cao di battere indisturbata la rimessa laterale senza prendere tempo, senza anche furbescamente allontanare il pallone in qualche modo. Semplicemente ha regalato il pallone a De Cao che ha battuto velocemente per Zandonà, cogliendo impreparata la retroguardia umbra, e poi Zandonà che da posizione invitante con il mancino ha calciato fuori di poco a destra della porta difesa da Proietti. Baldassarri che va a duello con Zandonà, guadagna la rimessa laterale proprio davanti alla panchina rossonera. Ferroni allarga sulla sinistra per Narcisi, dà impressione Puttoff, va a giocarla verso Castagnoli. Narcisi anticipa Zandonà, rimessa laterale dunque in favore della squadra di Battistone con Baldassarri. Puttoff spreca tutto, però attenzione a Narcisi che ha una buona giocata a disposizione, la gioca male però verso Castagnoli, non è fuori misura.
E dunque si esaurisce un altro tentativo dell'Atletico Foligno. Ingresso in campo anche di Federica Ficcetto, primi minuti, primi secondi sul parquet anche per la classe 2005, protagonista ieri nel match dell'Under 19 rossonera, allenata da Arianna Pomposelli. Prima partita stagionale dell'Under 19 rossonera, campionessa di tutto lo scorso anno, scudetto, Coppa Italia, Supercoppa. Al debutto stagionale dopo il riposo osservato nella prima giornata, alla seconda giornata sul campo della VIP. Grande break di De Cao incontenibile, De Cao verso Ficcetto, leggermente arretrato per la compagna che scattava verso il secondo palo. Diciamo dunque di Ficcetto, protagonista nel match vinto dall'Under 19 dell'Audace Verona sul campo della VIP, 5-1, 3 gol, anche un autogol. L'unica rete appunto realizzata dalla formazione patavina. E dunque autentica protagonista, autentica mattatrice Federica Ficcetto, con 3 reti realizzate nel debutto stagionale dell'Under 19 di Arianna Pomposelli, che poi a dicembre su questo stesso parquet contro il Bitonto sarà chiamata a difendere il primo dei 3 trofei stagionali conquistati lo scorso anno, appunto la Supercoppa italiana. Giulia Ferreira prova la giocata, ha deviato Proietti mettendo in corner, calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona, che verosimilmente chiuderà in attacco la prima frazione di gioco, nonostante già il triplo vantaggio conseguito per effetto delle reti realizzate da De Angelis, Putto, De Cao. Time out chiamato anche da Andrea Rossi a 1 minuto e 18 secondi dal termine del primo tempo, 1 minuto e 18 secondi dall'intervallo. Audace Verona 3, Atletico Foligno 0. Al 10° minuto Benedetta De Angelis, al 15° su calcio di punizione Luana Putto, e poi al 16° Elena De Cao a coronare una splendida azione in tandem con Eleonora Zandona, a premiare lo splendido passaggio filtrante della compagna. Elena De Cao, che in settimana al portale Any Given Sunday ha dichiarato e ha manifestato tutto il proprio rammarico, il proprio dispiacere nel non poter più giocare con l'Under 19. Lei autentica mattatrice lo scorso anno nella stagione trionfale delle Baby rossonere, protagonista nella conquista dei 3 titoli nazionali. Quest'anno non potrà, per ragioni d'età ovviamente, pur essendo solo una classe 2003, non potrà appunto prestare nuovo servizio a favore della causa rossonera. Resterà invece a disposizione, ha già giocato anche ieri, Eleonora Zandona. E dunque calcio d'angolo in favore dell'Audace Verona, con Puttov che cerca all'interno nel cuore dell'area di porta proprio Ficcetto, anticipata da Ferroni e Baldassari. Siamo tornati di là però da Verdù, che poi con i piedi va a calciare lungo in una zona però che non vede alcuna compagna pronta a raccogliere il pallone, e poi Puttov raccoglie invece il servizio sbilenco da parte di Baldassari. Ficcetto con l'esterno a cercare di premiare lo scatto in profondità di Puttov. Ha capito tutto Narcisi, che poi però cerca lo scatto di Baldassari sulla banda di destra. Palla però troppo lunga per la compagna, ennesimo tentativo che va a sfumare, va a perdersi per l'Atletico Foligno. Siamo entrati da pochi secondi nell'ultimo minuto di questo primo tempo. Audace che cercherà ancora la rete, attenzione a Giulia Ferreira che si allunga forse troppo il pallone. Proteste accese dell'Audace Verona all'indirizzo di Lupo, che non ha sanzionato l'intervento in ritardo da dietro da parte di Ferroni su Giulia Ferreira, che è vero è rimasta in piedi, è rimasta in equilibrio, pur in precarie condizioni di equilibrio, è riuscita comunque ad andare a calciare davanti a Proietti, che ha deviato e ha messo in fallo laterale. Chiedevano quantomeno un fallo cumulativo le giocatrici rossonere a Lupo. Non è stato di questo avviso il direttore di gara di Palermo. Giulia Ferreira, altra occasione comunque da enumerare per l'Audace Verona in questo primo tempo, davvero ai limiti del trionfale per la squadra di Andrea Rossi. Ficcetto, De Angelis, colei che ha sbloccato la gara, che sembrava quasi diventare stregata dopo tantissime occasioni fallite e 2 pali colpiti. Puttov, giocano sempre bene le giocatrici rossonere. Giulia Ferreira, si alza su di lei in pressione veemente Baldassarri, che va quantomeno a fermare l'azione rossonera.
morirà qui il pallone tra i piedi di Luana Putov, che lascia scorrere i secondi e scadere il termine del primo tempo che si chiude al Pala Lupatotina di San Giovanni Lupatotto con l'Audace Verona saldamente al comando della sfida. Audace Verona 3, Atletico Foligno 0, le reti di De Angelis, Putov e De Cao. A tra poco per la ripresa, sempre qui, sempre dal Pala Lupatotina.
dove Audace Calcio a 5 Verona e Atletico Foligno hanno fatto il proprio ritorno sul parquet per dare il via alla seconda frazione di gioco, questa settima giornata della Serie A Fables, Serie A femminile 2024-2025. Primo tempo che si è chiuso con il netto, meritato, sacrosanto vantaggio dell'Audace di Andrea Rossi, 3-0, con le reti di De Angelis alla 100ª in maglia rossonera oggi e i primi sigilli stagionali, le prime reti personali in stagione da parte di Luana Puttoff e Elena De Cao. Uno sguardo velocemente, sperando che la cronaca della gara ce lo permetta, al programma di questa settima giornata, con il programma iniziato ieri con la vittoria esterna del Bitonto 8-3 sul campo del CMB Futsal e il 5-1 del Pescara sulla Lazio, prima sconfitta in stagione per la formazione biancoceleste di Daniele Chilelli. Oggi invece si completerà il quadro, riposa la VIP Calcio a 5. Alle 15 si è aperta la giornata con il 5-4 della capolista Kickoff, che si conferma in testa a punteggio pieno con 6 vittorie in altrettanti incontri di campionato. 5-4 però soffrendo in rimonta sul Cagliari. Oltre ad Audace Verona Atletico Foligno, alle 17 tra poco comincerà Royal Team Lamezia Tiki Taka e alle 18 a chiudere il quadro Ocasa Falconara femminile Molfetta. Rientriamo in cronaca con Audace Verona che ha perso palla e ha concesso dunque la rimessa laterale in favore dell'Atletico Foligno. Formazione di Luigi Battistone chiamata alla reazione e a riaprire quanto prima la gara per poi giocarsi le ultime chance. Attenzione a De Cao che fugge, De Cao, palla dentro, De Cao verso Puttoff che però va a svirgolare a 0 metri dalla porta, un tiro che sembrava davvero a botta sicura. Altra grande giocata di Elena De Cao, bravissima nel suo break offensivo a involarsi, a superare in velocità anche Narcisi, a mettere dentro verso il secondo palo. Bravissima anche Puttoff ad accompagnare l'azione, a presentarsi in posizione di tiro a davvero 2 passi dalla porta di Proietti. Non è riuscita però a coordinarsi nel migliore dei modi, a indirizzare il proprio mancino in fondo al sacco per la doppietta personale, per il 4-0 Audace Verona. Proprio Proietti che riceve da Narcisi, lancia però male. Il numero 99, estremo difensore. Atletico Foligno che ha fin qui conquistato 3 punti grazie alla vittoria ottenuta alla seconda giornata sul campo del Cagliari 2-1, con le reti di Corboli e Narcisi che ribaltarono quella del vantaggio rossoblù di Maria Mantila. Audace invece che deve ancora ottenere la prima vittoria stagionale, 3 punti sì, ma 3 pareggi e 3 sconfitte. Verdù riceve direttamente da Giulia Ferreira, cerca il lancio verso Puttoff, anticipata di testa da Castagnoli, non riesce poi ad evitare la rimessa laterale Baldassarri, rimessa laterale in favore dell'Audace Verona. De Cao indietro da Puttoff sulla destra, allarga tutto lato opposto per Giulia Ferreira che cerca la fuga, supera di slancio e cerca anche la giocata verso De Cao che poi con il mancino calcia male, però stretto. Grande fuga da parte di Giulia Ferreira, vicina in 2 occasioni alla rete personale. Attenzione a De Cao verso Giulia Ferreira ancora, ha perso palla in zona pericolosissima l'Atletico Foligno. Audace Verona che nuovamente per la seconda volta in questo ripresa, in questo primo scampolo di ripresa, in questi primi 2 minuti e 20 secondi di secondo tempo, è andata vicina al gol del 4-0. Ancora ispirata l'azione da Elena De Cao in vesti di assistente, prima verso Puttoff poi verso Giulia Ferreira, entrambe in scivolata, le 2 calciatrici verde oro che non sono riuscite a superare Proietti per la 4ª volta. Baldassarri, rimessa laterale in favore dell'Atletico Foligno, zona offensiva, lato destro del fronte offensivo. Narcisi cerca di ricavare lo spazio per la battuta a rete, anticipata da Giulia Ferreira dos Santos. Narcisi, Baldassarri sulla sinistra per la giocata di Pezzolla che prova il destro dopo essersi accentrata. Nessun problema per Elena Pomposelli nel allargare l'alettone e a deviare, respingere la conclusione della 77 ex Perugia, tra le altre. Narcisi, Baldassarri,
Ora verso Pezzolla, prova la scodellata verso Castagnoli, nulla di fatto, anticipa tutti Puttoff, poi però c'è un malinteso con il pallone di ritorno di De Cao a metà strada tra Pomposelli e Giulia Ferreira. Non riesce nemmeno Verdù, uscendo dalla propria area di porta, ad evitare la rimessa laterale in favore della squadra di Battistone. De Cao, Giulia Ferreira già ha guadagnato, recuperato palla all'Audace Verona con Puttoff che guadagna qualche metro, cerca poi in lungolinea Giulia Ferreira. In questo caso è Narcisi a capire le intenzioni della coppia verde-oro della squadra di casa e a proteggere il rinvio del fondo per Proietti. Bella giocata di Castagnoli in posizione di pivot, il pallone allargato verso Pezzolla che prova poi in diagonale con il destro una metà strada, un tentativo a metà strada tra un tiro e un cross, un tiro e un servizio verso il secondo palo, non inquadra lo specchio della porta difesa da Verdù e nemmeno può tramutarsi in assist per Baldassarri. 16 minuti e 28 secondi, De Cao cerca di saltare, palla verso Pomposelli, ispirata dalla probabilmente migliore in campo Elena De Cao, firma il quarto gol in campionato, firma soprattutto il quarto gol dell'Audace Verona, 4-0. Quarto minuto della ripresa, 16 minuti e 23 secondi al termine del match. Altra grande giocata dell'ispiratissima Elena De Cao che si porta il pallone verso sinistra, salta secco con grande potenza e classe la diretta avversaria. Attenzione a recuperare palla Giulia Ferreira, bravissima però Narcisi a non mollare, a rimediare al proprio errore, a fermare l'incedere dell'avversaria. Grande giocata di Pomposelli proprio davanti alla panchina di Battistone, di uno sconsolato Battistone. Interviene poi Ferroni a mettere quantomeno in fallo laterale. Diciamo dunque di De Cao che ha saltato secco la diretta avversaria, ha trovato Pomposelli che con un tiro sicuramente meglio che in questa circostanza, con il pallone che termina ben lontano dai pali difesi da Proietti, diciamo un tiro di mezza punta, mezzo esterno con il destro, è andata a concludere a fil di palo. Un tiro angolatissimo, imprendibile per Proietti, battuta per la quarta volta, la prima in questa ripresa, la prima rete di questo pomeriggio di Arianna Pomposelli, miglior marcatrice ora nuovamente in solitaria dell'Audace Verona, 4 reti. Fin qui ha segnato alla VIP al debutto, poi l'unica rete rossonera. Attenzione poi a Pomposelli che rischia quasi l'autogol sul tentativo di cross di Pezzolla all'indirizzo di Ferroni. In rete poi anche per l'unica volta dell'Audace Verona contro il Tiki Taka, 7-1 la seconda giornata. In rete anche nell'1-2 contro il Cagliari, qui al Palero Patotina a fine ottobre. 3 gol nelle prime 3 giornate, poi 2 gare di digiuno contro Bitonto, anzi 3 gare di digiuno contro Molfetta, Bitonto e Lazio. Ora torna al gol per la quarta volta in stagione. Audace Verona che uno dei peggiori attacchi stagionali con 7 reti in tutta la Serie A. Oggi va praticamente a fare più della metà del bottino fin qui rimediato in 6 giornate e si porta a 11 reti fin qui in stagione, 22 reti subite, non un'esagerazione considerando le 9 subite in un colpo solo, tutte d'un fiato contro il Bitonto. Zandonà che guadagna il pallone vagante, l'intervento di Ferroni, falloso secondo Lupo che va a segnalare il primo fallo di questa ripresa e ad estrarre il cartellino giallo all'indirizzo di Maria Giulia Ferroni, se non vado errato, giocatrice classe 94, in rete una volta lo scorso anno, per lei che ha sempre militato tra le file dell'Atletico Foligno. Viene ammonita dunque Maria Giulia Ferroni, la numero 7, è la seconda ammonita dell'Atletico Foligno dopo Pezzolla, che aveva ricevuto il giallo nella prima frazione di gioco. Biasiolo invece unica ammonita tra le giocatrici dell'Audace Verona, ammonito invece anche Andrea Rossi per proteste nel corso del primo tempo. Zandonà sul punto di battuta, calcio di punizione, parte lei, colpisce direttamente Ferroni in barriera, ci prova ancora Zandonà, ancora addosso a Ferroni, questa volta il pallone si allontana dalla metà campo dell'Atletico Foligno. 15 minuti e 4 secondi da giocare in una partita che sembra ben saldamente indirizzata, decisamente indirizzata verso l'Audace Verona. Squadra di Rossi avanti 4-0 su quella di Luigi Battistone. De Angelis duetta con Zandonà.
ritorna il pallone alla 11 che poi gioca verso Pomposelli, ancora verso Zandonà. Splendida la sua giocata, la sua imbucata, la palla filtrante per ispirare il gol del 3-0 di Decao nel primo tempo. Verdù lungo in una zona dove non ci sono compagne, bella giocata da parte di Baldassarri verso Castagnoli. Narcisi a spazio e va a calciare di poco a lato, persa completamente dalla difesa rossonera. Narcisi si è potuta presentare a tu per tu con Verdù, girandosi e calciando in pochi metri. Attenzione a Puttov, invalidato il suo tentativo per il controllo con l'aiuto di un braccio sul lancio direttamente di Verdù. Un'altra volta questa soluzione non letta dalla difesa di Battistone, come nel primo tempo in occasione del palo colpito proprio dalla numero 3 brasiliana. Dicevamo dunque di Narcisi che ha potuto ricevere da Castagnoli, ha calciato a tu per tu con Verdù dopo essersi girata e ha calciato velocemente, palla però di poco a lato alla sinistra del portiere spagnolo. Ancora Verdù su un tiro ancora molto insidioso, velenoso da parte di Narcisi, ovviamente la più ispirata e l'ultima a mollare in casa Atletico Foligno, mentre dall'altra parte Pomposelli a cercare di servire Zandonà, palla leggermente troppo lunga. Si continua comunque senza un attimo di sosta con Puttov che va a fermare l'azione di Elisa Narcisi. 13:54, siamo entrati da 6 secondi nel settimo di gioco nella ripresa. Giulia Ferreira inserita da Andrea Rossi al posto di Eleonora Zandonà, inserita invece in qualità di portiere di movimento Pezzolla da Battistone. Resta in campo però dopo l'inversione della rimessa laterale proprio Pezzolla, non è rientrata Proietti. Un po' di confusione, un po' di caos tra le fila dell'Atletico Foligno. Narcisi con il duetto con Ferroni, ancora Ferroni, palla troppo lunga da parte di Baldassarri, fuori misura, e quindi rimessa laterale in favore della Dace Verona. Nel frattempo è rientrata però Arianna Proietti. La giocata tentata sulla banda di sinistra da parte di Pomposelli ad eludere la pressione di Ferroni, ad allungarsi però poi troppo il pallone, e dunque rientra Pezzolla con la maglia da portiere in qualità di portiere di movimento. Prova il power play in questi ultimi 13 minuti abbondanti di gioco Luigi Battistone, quantomeno per riaprire la gara e giocarsi il tutto per tutto, o quantomeno per rendere meno pesante un passivo davvero inglorioso per le proprie giocatrici. De Angelis non inquadra lo specchio della porta dopo aver recuperato palla, dopo aver intercettato un passaggio errato di un'avversaria. Porta sguarnita, non inquadra però lo specchio di porta De Angelis, vicina comunque alla doppietta personale, al quarto gol stagionale, al terzo negli ultimi 8 giorni dopo la rete realizzata al Pala Torino contro la Lazio. Il fallo di Baldassarri su De Angelis, questa volta non estrae il giallo, giustamente a mio avviso Filannino. Ricordiamo la terna arbitrale quest'oggi presente al Pala Lupatottini. I due arbitri sono Marco Lupo di Palermo e Daniele Filannino di Iesi. Al crono Denis Precai della sezione aria di Treviglio. Ottima finora la direzione di gara dei due arbitri. Puttov, De Angelis, Giulia Ferreira. Ancora De Angelis con la suola verso Giulia Ferreira. Grande scambio tra le due, davvero diverse, ottime azioni, ottime trame, ottime combinazioni da parte della squadra di Andrea Rossi. Davvero si vede la mano del tecnico, il neotecnico rossonero, ex tra le altre Giuriato Vicenza, Carrecchio Uppano, Futsal Villorba e Futsal Cornedo come giocatore e appunto da allenatore, anche responsabile tecnico del settore giovanile del Cornedo e tecnico dell'Under 15. La prima esperienza su una panchina di una squadra femminile. Nel frattempo ammonita anche Benedetta De Angelis. Diciamo, si vede a mio avviso la mano del tecnico di Andrea Rossi, che sta lavorando molto bene in questo avvio di stagione. Risultati non sempre veritieri, non sempre ottenuti quelli meritati da parte dell'Audace Verona,
che ora sta finalmente, anche se è ancora lunga, mancano ancora 12 minuti e 6 secondi di gioco, ottenendo la prima vittoria stagionale, almeno sta maturando fin qui la prima vittoria stagionale grazie alle reti di De Angelis, Puttoff, De Cao e Pomposelli. Castagnoli guadagna il calcio d'angolo, nuovamente power play per Battistone, 5 contro 4 con Pezzolla in qualità di quinto di movimento. Narcisi, la pressione su di lei da parte di Pomposelli, gestito malissimo il power play da parte dell'Atletico Foligno, rientra Proietti, non sta minimamente impensierendo l'Audace Verona con la tattica del portiere di movimento, l'Atletico Foligno. Giulia Ferreira prova nuovamente la fuga in velocità, questa volta è brava Castagnoli a capirne le intenzioni, a fermarne l'incedere, frapporre il proprio corpo tra avversario e pallone e a proteggere il rinvio del fondo. Narcisi, nuovamente pressione alta dell'Audace, pestone involontario da parte di Giulia Ferreira su Elisa Narcisi. Ne perdeva poi qualche scaramuccia, qualche contatto un po' troppo veemente, un po' troppo intenso tra Ferroni e Puttoff, redarguito comunque, richiamate all'ordine da Filannino. Nulla di grave comunque, nulla di troppo pesante. Bella giocata di Ferroni che controlla e allarga verso Narcisi. Narcisi scodella verso Castagnoli che da posizione defilata gira di prima con il mancino senza creare alcun grattacapo a Verdù. Stiamo per entrare nel 10° minuto, ci stiamo per avvicinare alla metà del primo tempo. Perde palla Pomposelli, può ripartire l'Atletico Foligno con Baldassarri. Ferroni calcia, Ferroni ignora Castagnoli che arrivava tutta sola sul lato destro del fronte offensivo biancazzurro. Calcia direttamente, va per l'iniziativa personale, calcia però anche in maniera forse poco convinta e ben poco potente e pericolosa per la porta di Verdù, che non deve toccare, pallone che sfila sul fondo, non di molto, non troppo lontano dal palo alla sinistra del portiere spagnolo, ma abbastanza agevolmente controllata la traiettoria del tiro da parte di Verdù, mai realmente impensierita dalle giocatrici avversarie in questa partita. Lancio lungo proprio del portiere spagnolo, ex Tiene, VIP e Infinity, ma troppo lunga per la corsa di Giulia Ferreira, che di scatti ne ha fatti un'infinità in questa gara. Senza palla e con palla, Castagnoli dentro per Ferroni, palla troppo lunga verso la neoentrata, anzi sì, la neoentrata, se non vado errato, Baldassarri, esce Castagnoli, rientra sul parquet Corboli. Per l'Atletico Foligno De Angelis, fuori misura Audace che forse negli ultimi secondi di gara un po' abbassato la guardia, un po' calato la propria attenzione, un attimo forse di fisiologico calo dopo una gara condotta per quasi 30 minuti sempre al massimo e sempre in controllo, anche con una grande aggressività e grande intensità. Pezzolla, la palla verso Corboli, bella palla indirizionata verso Ferroni che poi non riesce a girarsi per l'intervento in anticipo di De Angelis, che cerca poi di dettare il passaggio in profondità De Cao, leggermente troppo lungo, porta era ovviamente rimasta sguarnita. Narcisi, Baldassarri, ancora verso Narcisi, ancora situazione di power play con Pezzolla in possesso palla. Pezzolla calcia, brava Verdù a mettere in corner, evitando anche l'intervento di Ferroni sul secondo palo. E a 9 minuti e 46 secondi, solamente da 14 secondi dentro la seconda metà e l'ultimo quarto di gara, seconda metà della seconda frazione, ultimo quarto di gara, va a chiamare il time out a propria disposizione Luigi Battistone. Dicevamo dunque di questa settima giornata della Serie A Fables 2024-2025 che si è aperta ieri e il programma si concluderà oggi. Ieri le vittorie 8-3 del Bitonto sul campo del CMB Futsal con le doppiette di Lussilei e Renatigna e le marcature anche di Diana Santos, Grieco, Pernazza, oltre all'autorete di Bergamotta. Per il CMB invece la doppietta di Ion e il gol dell'ex di Cenedese. Vittoria 5-1 del Pescara sulla Lazio. Lazio alla prima sconfitta stagionale, doppietta di Belli e gol di Raffa Pato, Valentino e Rozzo. Inutile la marcatura bianco-celeste di Pasquale. Oggi kick-off Cagliari con la vittoria 5-4 della formazione di Riccardo Russo.
sempre capolista con 18 punti su 18, 6 vittorie in 6 partite e indiscussa capolista fin qui. Grande sorpresa della stagione. Alle 16 appunto è cominciata e si sta per svolgere Audace Verona Atletico Foligno. Alle 17 è cominciata anche TNT Royal Team La Mezza, il fanalino di coda contro Tiki Taka Francavilla con il Tiki Taka in vantaggio 1-0. Alle 18 chiuderà il quadro Ocasa Falconara femminile Molfetta per un turno che ha visto riposare, vede riposare la VIP calcio a 5. Prossimo turno invece a riposare sarà l'Audace, ma enunceremo il programma del prossimo turno, dell'ottavo turno a cavallo tra novembre e dicembre, 30 novembre e 1 dicembre in seguito. 9:30 sono rientrate le due squadre con ovviamente il Foligno, l'Atletico Foligno in possesso palla in zona offensiva, nella metà campo offensiva. Puttoff va a sporcare il possesso della formazione ospite e va a fermare il tentativo di Ferroni, concedendo quantomeno il corner alla squadra di Battistone. Ferroni è indietro da Baldassarri che salta in qualche modo De Angelis, bella palla poi di Ferroni con l'esterno destro a cogliere di sorpresa la retroguardia rossonera e anche però Federica Corboli che non riesce a coordinarsi e ad indirizzare verso la porta di Verdù. Pomposelli cerca di riguadagnare metri in fase offensiva l'Audace. Pomposelli salta in un paio di occasioni Baldassarri che rinviene su di lei. Puttoff recupera palla, Baldassarri calcia da buona posizione con il mancino, ben lontana però dai pali della porta difesa da Verdù. Grande occasione per l'Atletico Foligno per rientrare nella sfida, per accorciare le distanze. La fuga di Ferreira fermata in scivolata da Corboli. Evidente fallo da parte della 10, non cattivo ma veramente chiaro. Corboli che subito va a chiedere scusa a Giulia Ferreira, non c'era alcuna intenzione di violenza e cattiveria sicuramente, ma fallo evidente e porta al giallo Federica Corboli. Terzo giallo per l'Atletico Foligno dopo quelli all'indirizzo di Pezzolla e Ferroni. Due gialli anche per l'Audace Verona, Biasiolo e De Angelis, insomma 3 gialli anche per l'Audace Verona, Biasiolo e De Angelis come giocatrici e Andrea Rossi per proteste. Nel primo tempo il tentativo disinnescato da Ferroni da parte di Arianna Pomposelli direttamente da calcio di punizione. È proprio Pomposelli a battere la rimessa laterale che ne scaturisce con Giulia Ferreira che imbuca nuovamente per lo scatto in profondità di Arianna Pomposelli che non può raggiungere il pallone, raggiunto invece raccolto da Proietti. Recupera palla Puttoff che va a duello con Baldassarri, va a terra, non fischiano né Lupo né Filannino. Andando a qualche metro Narcisi, non entra il portiere in movimento perché c'è l'Audace comunque in pressione. Giocano bene poi però con l'aiuto di Baldassarri le giocatrici dell'Atletico Foligno. Perde però palla Ferroni sulla pressione dell'Audace Verona. Zandona, il tentativo di chiudere il triangolo con Giulia Ferreira. Narcisi, ha un po' di spazio, Narcisi non supera però Arianna Pomposelli che poi riesce anche a far carambolare il pallone sui piedi del numero 6 dell'Atletico Foligno e dunque la rimessa laterale è in favore dell'Audace Verona con Pomposelli, Giulia Ferreira allarga sulla sinistra per Puttoff, lungolinea per Zandona che cerca di saltare sempre lungolinea Baldassarri, le mette il pallone in fallo laterale. Siamo entrati nel 13° minuto da un secondo, 7:59. Puttoff, Giulia Ferreira si ferma, pallone, piede sul pallone, suola sul pallone, palla poi verso Eleonora Zandona. Rientra anche Caterina Biasiolo, vista poco nel corso del primo tempo, ha sostituito Giulia Ferreira. Pomposelli va direttamente a calciare da distanza siderale, riesce comunque ad inquadrare lo specchio della porta, a mettere in difficoltà Arianna Proietti che concede il corner alla propria destra, deviando la propria destra. Facciamo dunque sulla sinistra del fronte offensivo rossonero. Si incarica della battuta proprio Arianna Pomposelli, autrice dell'unica rete della ripresa, autrice anche di questo corner che non porta ad alcun frutto perché non viene raccolto il suo servizio verso l'interno dell'area di porta, alcuna compagna. Poche idee anche però per l'Atletico Foligno che sta iniziando a
perdere le speranze, ad abbandonare le speranze di rimonta. Lancio lungo di Ferroni nel nulla della zona offensiva dell'Atletico Foligno. Pomposelli, attenzione, perde palla, Ferroni calcia addosso a Verdù, ha perso palla, recupera ancora Ferroni che calcia da posizione defilata, ignorando ancora per la terza volta consecutiva le compagne. C'erano Baldassarre e Narcisi in posizione sicuramente migliori di lei, in posizioni buone per andare a calciare. Ferroni prima in un 2 contro 1 ha calciato addosso a Verdù senza appoggiare alla propria destra per, se non vado errato, Castagnoli. Poi ha recuperato palla, nuova impressione con grande caparbietà, e poi senza servire né Baldassarre né Narcisi la propria sinistra, questa volta ha calciato, questa volta fuori. Palla che si è persa dunque sul fondo, poi egoista in diverse circostanze Ferroni, grande fuga di Narcisi che calcia ancora Verdù, e poi grazie anche all'aiuto di Putov da terra va a recuperare palla, va anche a guadagnare qualche metro, confusione, palla direttamente da Proietti che va a calciare verso la porta rimasta sguarnita perché appunto Verdù aveva lasciato la propria area per portarsi palla al piede quasi nella metà campo dell'Atletico Foligno. Bella fuga di Narcisi, doppio dribbling, aveva saltato due avversari, si era portata davanti a Verdù e aveva calciato, bravissima ancora l'estremo difensore spagnolo. E comunque oggi anche in una grande giornata per l'Audace, una partita dominata dalla formazione nerarossa, è stata molto brava, sempre pronta, attenta, sempre fatta trovare pronta e precisa negli interventi. È stata brava per il momento a 6 minuti e 22 secondi dal termine, dalla sirena finale, a mantenere inviolata la propria porta. Proietti con i piedi verso Castagnoli, Ferroni controlla male, non era un pallone difficile da controllare, recupera però palla ancora Ferroni che cerca di allargare sulla sinistra, chiamata ora fuori, andata in panchina da Luigi Battistone. Maria Giulia Ferroni, rientra Maria Grazia Pezzolla. Rimessa laterale in zona offensiva per l'Atletico Foligno, se ne incaricherà Baldassarre, l'indietro da Pezzolla che calcia forte, c'era un tiro forse destinato alto sulla traversa, senza dover chiamare Verdù all'intervento, va comunque a respingere il tiro Putov. Rimessa laterale e ancora rimessa laterale per la formazione umbra, sempre Baldassarri a procedere alla battuta, l'ex Atletico Chiaravalle Futsal Perugia. Narcisi ha un po' di spazio, Narcisi allarga per Pezzolla, duello con Biasiolo da terra che in qualche modo riesce a far pervenire il pallone a Verdù. Lancio lungo, fase della gara abbastanza confusa, esce Proietti, De Cao a porta sguarnita va a colpire Castagnoli, poi non riesce a recuperare palla e a riciclare il possesso per l'Audace Verona. Tra 35 secondi entreremo nell'ultimo quarto di questa seconda frazione, negli ultimi 5 minuti di gara che almeno in base all'inerzia che sta assumendo sembra avere ancora poco da raccontare. L'Atletico Foligno a provare quantomeno a segnare il gol della bandiera e a rendere meno amaro, meno pesante il passivo. L'Audace che sta limitando a controllare, cercando anche sporadicamente la sortita offensiva per arrotondare il risultato. Gran palla ancora di Zandona verso De Cao in profondità come in occasione del 3-0 e poi il fallo di Pezzolla su De Angelis. Quarto fallo dell'Atletico Foligno in questa ripresa a fronte dei due commessi dall'Audace Verona. E dunque calcio di punizione appena dentro la metà campo dell'Atletico Foligno per la formazione di casa, con Zandona che va a duettare con De Cao, che gli ritorna il pallone, ancora Zandona verso De Angelis, Giulia Ferreira, De Cao, tunnel su Castagnoli, palla leggermente troppo lunga però poi per essere nuovamente controllata dalla 10 rossonera, in anticipo Narcisi, palla però poi troppo lunga per la stessa Castagnoli che va ad allungarsi, cercare di controllare un pallone impossibile da amministrare. De Cao cerca poi di premiare l'inserimento, la sovrapposizione di Zandona, era troppo lunga
ancora poi dall'altra parte Pezzolla e De Angelis a duello, Verdù che recupera il pallone, Verdù che ha già fatto ripartire le proprie compagne, De Angelis, De Cao cerca di restituire il pallone, nuovo break da parte di Castagnoli, fermata da quella che a mio avviso è la migliore in campo, Elena De Cao, ispiratrice anche di diverse azioni, soprattutto in avvio di ripresa incontenibile. Va a chiamare time out ora Andrea Rossi per questi ultimi 4 minuti e 16 secondi. Uno sguardo nuovamente al programma della settima giornata della Serie A Fables 2024-2025 con il tiki-taka nell'altra partita in corso in questo momento, in vantaggio 2-0 sul Royal Team Lamezia al Palasparti di Lamezia Terme. Royal Team Lamezia di Gigi Mardente, fanalino di coda di questo campionato, ancora a quota 0 punti, sotto 0-2 contro il tiki-taka per effetto delle reti finora realizzate da Sara Buttima, doppietta per lei. Audace Verona, come detto, ovviamente 4-0 sull'Atletico Foligno, avanti 4-0 a poco più di 4 minuti dal termine della gara. 5-4 del kick-off capolista e ancora a punteggio pieno, 18 punti in 6 partite sul Cagliari, oggi soffrendo però e vincendo in rimonta. Diciamo 5-4, ieri 8-3 del Bitonto sul campo del CMB Futsal Team e 5-1 della femminile Pescara sulla Lazio alla prima sconfitta stagionale. Rientrate per questo ultimo scampolo di gara, adesso via, tutto d'un fiato fino alla fine. A spazio Arakawa che controlla bene sul servizio di De Cao, salta Pezzolla che poi le tocca il pallone e la fa cadere, le fa perdere l'equilibrio, recupera quindi palla in uscita proietti. Narcisi, Pezzolla, palla verso Ferroni, gran palla poi in profondità per Ferroni, Narcisi ancora bravissima su entrambi i lati del campo Elena De Cao, sia offensivamente che difensivamente oggi. Il tentativo poi di Ferroni, il tiro cross direttamente verso la porta di Verdù, deviazione ancora di Elena De Cao, il calcio d'angolo in favore dell'Atletico Foligno. Ferroni, Baldassarri, stavolta è lei come portiere di movimento, prima era stata Pezzolla, proprio Pezzolla che ha un po' di spazio, anzi era Castagnoli, servita in precedenza da Pezzolla che cerca di mettere dentro per Ferroni, ha capito tutto Giulia Ferreira che concede quantomeno il corner, ancora Pezzolla che calcia, quella che si perde sul fondo alla destra di Verdù che sembrava in controllo, tiro comunque insidioso e improvviso da parte di Pezzolla, fallo poi, una pressione troppo veemente da parte di Castagnoli su Giulia Ferreira che aveva già ceduto il pallone, fallo anche abbastanza ingenuo. Attenzione che suona la sirena per segnalare il quinto fallo commesso dall'Atletico Foligno in questa ripresa, 5-2 il conto dei corner, scusate, dei falli, 4-0 il punteggio che conta, il punteggio dei gol in favore dell'Audace Verona, leader indiscussa di questa sfida e vicinissima a soli 201 secondi da ottenere il primo successo in campionato dopo 3 pareggi e 3 sconfitte. Vicina invece la quinta sconfitta stagionale a fronte di nessun pareggio e una sola vittoria l'Atletico Foligno. Baldassarri, Ferroni, Narcisi, anzi Pezzolla, Narcisi, poi ora Ferroni servita da Baldassarri, torna dalla 22 la 7, Narcisi cerca di chiudere in attacco l'Atletico Foligno, mette dentro Castagnoli, ne capisce le intenzioni Puttov che respinge in fallo laterale. Pezzolla, bene da Castagnoli, ancora da Pezzolla, l'ex Bitonto, Perugia, Bisceglie, tiki-taka tra le altre, che appoggia a Narcisi, ancora Baldassarri che calcia ben lontano anche questa volta dallo specchio della porta. Verdù con le mani ha già fatto partire l'Audace Verona, forse un po' frettolosa in questo caso Giulia Ferreira, dal momento che ormai aveva guadagnato la porta, era rientrata tra i pali Proietti. Di testa Castagnoli, quasi un po' un malinteso all'interno della difesa rossonera, con Verdù costretta ad uscire dalla propria area di porta, ad allontanare con i piedi, anche un cenno con il preparatore dei portieri rossonero Walter Favaretto, gesto d'intesa
il tocco di Giulia Ferreira che guadagna il calcio d'angolo in pressione su Maria Grazia Pezzolla. Va a guadagnare il corner. 2 minuti 18 di questa sfida che ormai, lo possiamo dire, ha poco da raccontare. Saluterà la prima vittoria stagionale dell'Audace Verona, vicina al 5-0 con Arakawa che riceve dal corner di Giulia Ferreira, calcia con il mancino, deviazione prima di un difensore, poi decisiva e anche per niente semplice da parte di Proietti. De Angelis a scambiare con Puttov, ad allargare poi per Arakawa che cerca di saltare Narcisi, che in scivolata la ferma e tiene lì il pallone per far ripartire anche il proprio break offensivo. Grande giocata di Narcisi, la palla verso Ferroni che trova il gol del 4-1. Bellissima azione di ripartenza dell'Atletico Foligno, condotta ovviamente da Elisa Narcisi, rifinita da Maria Grazia Pezzolla e conclusa da Maria Giulia Ferroni. Ecco il replay ovviamente fornitoci dal nostro Filippo Piovesan. 4-1 dunque del Atletico Foligno, che rende leggermente meno amaro e pesante il passivo, non mantiene inviolata come avrebbe meritato a mio avviso la porta Marta Verdù. Non è stata Pezzolla ma è stata Castagnoli a trovare l'assist decisivo e molto bello per Maria Giulia Ferroni. Grande comunque in avvio di azione l'azione personale, il break personale da parte di Narcisi, davvero incontenibile quando parte palla al piede, quando va a guadagnare metri, a spezzare le pressioni avversarie. Davvero decisiva anche perché va appunto a tramutare l'azione da difensiva a offensiva, una grande capacità fisica, con grande potenza, con grande velocità, e i suoi break offensivi vanno sempre a creare i presupposti per azioni pericolose della propria squadra. In questo caso ottima palla poi servita sulla sinistra per Castagnoli, lucida, altruista nel servire poi verso il secondo palo Ferroni, a chiudere la triangolazione lunga e a permettere appunto alla compagna di firmare l'1-4. È il primo gol stagionale di Maria Giulia Ferroni. Narcisi, Pezzolla, Narcisi, Baldassarri che allarga poco verso Pezzolla, palla incontrollabile per la compagna. Entrati ora nell'ultimo minuto di gioco, De Angelis cerca e trova Pomposelli che poi va a scambiare ancora con la compagna, ancora Pomposelli che ingaggia il duello con Castagnoli, torna all'indietro da Puttov che allarga sulla destra per Giulia Ferreira, ancora Puttov, palla lunga verso De Angelis, Narcisi in anticipo, Narcisi che cerca e trova Pezzolla che non riesce però a coordinarsi, ad indirizzare in fondo al sacco a 2 passi da Verdù. Molto brava ancora la calcettista spagnola a fermare l'azione avversaria, sempre sul pezzo, davvero impossibilitata di intervenire, davvero nulla ha potuto sull'unico gol subito oggi da Ferroni, ma molto brava in diverse altre circostanze. Ha impedito anche il 2-4 da parte di Pezzolla e comunque a una trentina, quarantina di secondi dal termine avrebbe concesso qualche altra speranza all'Atletico Foligno. Con i piedi poi Verdù direttamente sul tentativo quasi di alleggerimento da parte di Narcisi, impressione poi su Baldassarri, l'audace, ancora De Angelis che recupera, un po' di duelli, un po' di confusione, Narcisi che poi si allunga il pallone, palla verso Verdù che va a calciare direttamente dalla propria porta colpendo il soffitto del pala Lupatotina e quindi si riprenderà con una rimessa laterale. Narcisi poi ammonita da Filannino per proteste. Quarta ammonita dell'Atletico Foligno dopo Pezzolla, Ferroni e Corboli. Su questo tentativo poi
insidioso da parte di Baldassarri, che trova la porta e costringe comunque Verdù alla deviazione in corner a un secondo dal termine. Andrà poi a suonare la sirena subito dopo il corner messo dentro da Castagnoli. Palla dentro, palla tra le braccia di Verdù, suona la sirena che saluta il primo successo stagionale dell'Audace Verona, 4-1, senza alcuna discussione, senza possibilità di replica alcuna sull'Atletico Foligno. Nel primo tempo le reti di De Angelis, Puttoff e De Cao, nella ripresa in apertura dopo 4 minuti il 4-0 di Pomposelli e la rete della bandiera a poco meno di 2 minuti dal termine di Maria Giulia Ferroni per l'1-4 definitivo. Audace Verona batte dunque al Palla Lupatottina 4-1 l'Atletico Foligno, ottiene dopo 3 pareggi e 3 sconfitte la prima vittoria stagionale, sale a quota 6 punti in classifica, resta invece ancorata a 3 punti, una vittoria, 0 pareggi e con oggi appunto 5 sconfitte l'Atletico Foligno, appunto staccato dall'Audace Verona che ora appunto le ha guadagnato 3 punti. Il prossimo turno, l'ottava giornata della Serie A Fables, domenica 1 dicembre alle 16:30, l'Atletico Foligno ospiterà al Pala Paternesi appunto di Foligno il Pescara, osserverà invece il turno di riposo l'Audace Verona. Ricordando dunque il punteggio finale: Audace calcio a 5, Verona 4, Atletico Foligno 1. Io ringrazio FP Video Production e Filippo Piovesan per la regia, Alessandro Zamboni per le riprese. Un saluto e un ringraziamento per l'attenzione. A risentirci con i prossimi appuntamenti di Calcio a 5 su Futsal TV e sul canale YouTube ufficiale della divisione Calcio a 5. Grazie, un saluto da Giacomo Mozza.